Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi telespettatori di Rete Veneta con Focus TG. Due emergenze nelle scorse ore, l'ultima a Santa Maria di Sala con la fuga di ammoniaca da una azienda e quindi l'evacuazione di una zona, di una porzione della zona industriale, e poi ieri sera stanotte una notte di fuoco e i vigili del fuoco al lavoro anche stamattina per il vasto incendio che ha devastato un colorificio, e anche in questo caso si temono ovviamente gli agenti inquinanti nell'aria e non solo. Partiamo però da Santa Maria di Sala, dove stamattina c'è stata questa fuga di ammoniaca. Il nostro Filippo Fois sul posto insieme a Francesca Pezzo e al sindaco, lo vedo, il neo sindaco, per darci gli ultimi aggiornamenti su questa emergenza. Buongiorno Filippo. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Esatto, accanto a me c'è il sindaco Alessandro Arpi, sindaco da meno di una settimana, perché i risultati sono arrivati lunedì sera e già si è dovuto confrontare con un'emergenza nella zona industriale del suo comune. Cos'è successo? Quali sono stati i primi allarmi di questa fuga d'ammoniaca dell'azienda che, tra l'altro, ricordiamo, è qui alle nostre spalle? Sì, battesimo di fuoco, direi. Sono in carica da martedì di questa settimana. Stamane ho avuto la prima segnalazione dai vigili del fuoco intorno alle ore meno 10 alle 7. Sul posto erano già operativi sia i carabinieri che i vigili del fuoco. Sono arrivato in zona intorno alle 7 e c'è stata una fuga di ammoniaca dall'azienda Bugincarni per una problematica di valvole interne all'iter di raffrescamento delle banchi frigo per le carni, insomma, che gestiscono. Sai, questa prima allerta com'era? Cioè si parlava di un problema piuttosto vasto, è stato lanciato un allarme serio, poi adesso abbiamo visto che è stato tutto molto ridimensionato. Com'era l'atmosfera in quelle prime ore? Diciamo era concitata, in collaborazione poi abbiamo attivato anche l'ARPA, la Protezione Civile e la Polizia Locale subito alle prime ore di questa mattinata. Abbiamo sostanzialmente circoscritto a un raggio di 350 metri dall'azienda e abbiamo fatto svuotare l'area perché appunto eravamo in stato di allerta. Qui è un'area sostanzialmente industriale, quindi erano i dipendenti dell'area industriale di Santa Maria di Sala e tutte le aziende di quest'area sono stati fatti mandare a casa e abbiamo chiuso e interdetto al traffico via delle industrie. Contestualmente abbiamo avvisato anche gli abitanti di via Stradona perché comunque erano al limite del raggio di azione della problematica, e quindi tramite la stazione mobile locale e la protezione civile locale abbiamo allertato di tenersi chiusi in casa e con le finestre e le serrande chiuse. Ecco, queste abitazioni civili si trovano credo qui alla nostra destra. Sì. Questa dove siamo noi in questo momento è via delle Industrie. Naturalmente c'è una fitta concentrazione di capannoni industriali. Quante persone più o meno si trovavano al lavoro nel momento in cui è stato lanciato l'allarme ed è partita l'evacuazione? Diciamo che abbiamo svuotato quasi 350-400 persone dall'area, quindi era abbastanza copiosa la presenza di dipendenti, quindi sono stati momenti concitati, però di concerto abbiamo fatto rete tra protezione civile, carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale e abbiamo gestito al meglio l'emergenza. Come si gestiscono 400 persone? Fortunatamente erano più o meno 10 civici, quindi abbiamo agito puntualmente con i referenti di ogni azienda e contestualmente poi loro hanno fatto evacuare tutti i loro dipendenti. Adesso l'area è limitata a 50 metri dall'azienda, quindi adesso le prime aziende hanno già riaperto, già comunicato ai dipendenti, già ripreso l'attività lavorativa. Ecco, appunto, da 350 metri adesso è ridotto a 50, il che significa sostanzialmente quasi ai cancelli dell'azienda. Che notizie arrivano dall'interno quando si potrà tornare alla normalità? Io credo che già nelle prime ore del pomeriggio l'allarme verrà meno e ad oggi l'ammoniaca che è uscita dagli impianti è contingentata a una sala circoscritta dell'azienda. I vigili del fuoco stanno operando dall'interno di questa sala per abbattere la percentuale di ammoniaca in modo tale. Comunque ad oggi sono stati chiusi tutti gli impianti, non c'è più l'alimentazione a monte dell'ammoniaca per la rifrigerazione, quindi il problema è contingentato e credo che in poche ore risolveremo del tutto la problematica. Si sa chi ha lanciato l'allarme per primo? Perché ci sono voci discordanti da questo punto di vista. Allora, mi dicono che il custode dell'azienda stamane intorno alle 6, 6 e un quarto, appena è andato ad aprire l'azienda, ha sentito questo fortissimo odore, quindi ha allertato subito
subito carabinieri e vigili del fuoco. Quindi in quel momento non c'era nessun altro nell'azienda? No, però devo dire grazie anche alle forze dell'ordine e anche ai vigili del fuoco che prontamente nel giro di 5-10 minuti erano subito nell'area e poi intorno alle 7 poi eravamo tutti operativi qui. Senta, un'ultima domanda più di carattere umano. Abbiamo detto che sono passati 5 giorni dalla sua elezione. Quando stamattina l'hanno buttata giù dal letto, credo perché erano le 6:30, gli hanno detto che c'era questa fuoriuscita di ammoniaca, cosa ha pensato? Beh, è stata un'ottima occasione per rispolverare tutti i numeri e i contatti della rete di gestione appunto di queste problematiche contingenti e quindi abbiamo anche avuto modo di rimpinguare tutti i recapiti telefonici all'interno della sede municipale di riferimento e contestualmente mandare i nuovi riferimenti agli enti preposti della nuova amministrazione. Fortunatamente si è rivelata una bella esercitazione, diciamo, perché le conseguenze, come detto, non sono affatto gravi. Noi ringraziamo il sindaco Alessandro Arpi, neosindaco di Santa Maria di Sala, e per ora da qui è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie a Filippo Fodis. Fra poco invece Daniela Sizzia, Nervesa della Battaglia, ci darà l'aggiornamento su il vasto rogo che ha devastato il colorificio VIP a Nervesa della Battaglia nella zona industriale Dus. Come dicevamo, una notte di super lavoro dei vigili del fuoco, e anche qui ci sarà da capire quali saranno le analisi di ARPAV sugli inquinanti che sono stati trovati a terra. A proposito di aziende che devono registrare drammi e situazioni drammatiche, in questo caso una tragedia e in questo caso ancora una volta una tragedia sul lavoro. Rivediamo il dramma accaduto ieri a San Biagio di Callalta, dove un 64enne di Zenson di Piave è caduto dal tetto del capannone dove stava facendo un sopralluogo. Era salito sul tetto del capannone per eseguire un sopralluogo su dei lavori di manutenzione quando all'improvviso la copertura ha ceduto, facendolo precipitare a terra. Un volo di oltre 7 metri che non ha lasciato scampo a Muhammad Meishowski, 64 anni, macedone, residente a Monastier. L'ennesima tragedia sul lavoro poco prima delle 11 presso la sede della Work Metal in via Pascoli a Fagarè di San Biagio di Callalta. Stava eseguendo il lavoro per una ditta esterna, la Eurolab di Monastier. Dopo la caduta l'uomo è stato subito soccorso. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l'elicottero. Vani purtroppo i tentativi di rianimarlo, troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto. Per il 64enne non c'è stato nulla da fare. A Fagarè sono giunti i carabinieri ed i tecnici dello Spisal dell'ULS 2 che ora stanno conducendo le indagini sulla tragedia. Da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sul lavoro e le eventuali responsabilità. In via Pascoli anche i vigili del fuoco che con l'autoscala sono saliti sopra la copertura del capannone per consentire i rilievi dei tecnici. Intanto sul luogo della tragedia sono arrivati i parenti di Muhammad Meishowski, una famiglia molto numerosa ed unita, ora distrutta dal dolore della perdita del loro caro. Muhammad era arrivato in Italia 34 anni fa, primo di una grande famiglia che poi l'aveva raggiunto e si era integrata perfettamente nella comunità. Lascia la moglie, 4 figli, 3 femmine ed un maschio, 8 nipoti. Il 64enne pochi anni fa si era trasferito a Monastier da Zenson di Piave, dove aveva abitato per tanti anni e dove si era messo a disposizione della comunità come volontario della protezione civile comunale. Tutti lo ricordano come una bravissima persona, grande lavoratore e sempre pronto ad aiutare quando ce n'era bisogno. Profondamente addolorato il sindaco Daniele Dalanese. Non ho parole di fronte a questa disgrazia, siamo addolorati e non più tardi della settimana scorsa avevamo assieme anche con altri volontari fatto una lezione formativa ai bambini delle scuole elementari e c'era anche lui, perché so che lui me l'ha detto anche che ci teneva molto, insomma, a essere presente con i bambini, perché teneva, insomma, anche al ruolo di volontario e a stare con i bambini. Una famiglia perfettamente integrata, quella di Muhammad, ed un uomo che non si era mai tirato indietro quando c'era un'emergenza nel territorio che l'aveva accolto, come nelle tante crisi legate al maltempo, tra tutte la tempesta Vaia. Una persona seria, sempre disponibile anche durante le emergenze. Abbiamo vissuto assieme tante emergenze anche a Zenson di Piave. Veramente una grande scomparsa, insomma. Serve una vera cultura della sicurezza del lavoro. Sindacati e amministrazioni comunali chiedono alle istituzioni di fare di più per fermare il bollettino di guerra. In Veneto nell'ultimo anno gli incidenti mortali sul lavoro sono triplicati.
Era un nostro associato, siamo affranti, siamo appena arrivati qua per verificare cosa è successo, appena abbiamo preso la notizia, qualcosa di sconvolgente, una famiglia che conosciamo molto bene, tra l'altro quasi tutti iscritti con la nostra organizzazione, la Filca CISL di Belluno Treviso. Tra poco sarebbe andato in pensione Mohamed Memishowski, tra poco più di un mese avrebbe compiuto 64 anni e probabilmente già pregustava la nuova vita da dedicare ai nipoti e al volontariato. Così non sarà, è morto precipitando dal tetto di un capannone a Fagarè di San Biagio di Callalta. Lavoratore esperto, lo descrive chi lo conosceva, iscritto alla Filca CISL come diversi altri suoi parenti impiegati nell'azienda di famiglia, e nello stringersi ai familiari il sindacato esprime grande preoccupazione. Non si può continuare con questa scia di sangue. Quello di oggi è l'ennesimo infortunio mortale sul lavoro che vede come causa una caduta dall'alto, scrive Francesco Ru, segretario della CISL Belluno Treviso. Serve incentivare la formazione in materia e realizzare una vera cultura della sicurezza. È un fenomeno che dobbiamo riuscire ad arginare con controlli, ma anche con la consapevolezza che i controlli non bastano, ci vuole una responsabilità di ognuno di noi che deve denunciare e deve soprattutto autoproteggersi quando lavora. Di bollettino di guerra parla la UIL del Veneto citando i dati dell'INAIL. È tremendo come gli incidenti mortali in Veneto siano triplicati, affermano Roberto Toigo e Gianluca Fraioli. 21 le vittime tra gennaio e marzo 2025 contro i 7 dello stesso periodo del 2024. Sull'ultima tragedia interviene anche la CGIL. Continuiamo a gridare forte che questi morti sono vittime di un sistema produttivo che non opera significativamente in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dice il segretario di Treviso Mauro Visentin, esprimendo vicinanza alla famiglia del lavoratore macedone, vicinanza alla famiglia che esprimono anche le amministrazioni comunali di San Biagio e Monastier. Un appello alle istituzioni, e lo dico anche per il comune di San Biagio di Callalta, di cercare di essere sempre vigili nella sicurezza del lavoro e dei lavoratori. Anche come comunità vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza alla famiglia. Era una persona conosciuta e stimata a Monastier, e l'ennesima tragedia sul lavoro. Davvero dobbiamo considerare di far qualcosa perché cose del genere non abbiano più a succedere. Dall'azienda della tragedia San Biagio di Callalta all'azienda della paura a Nervesa della Battaglia, come dicevamo all'inizio della nostra edizione di Focus TG, abbiamo visto l'emergenza Santa Maria di Sala con la fuga di ammoniaca. Vediamo gli aggiornamenti a Nervesa della Battaglia dopo il rogo devastante al colorificio. Daniela Sizia con Nicoletta Rizzetto, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, ci troviamo proprio di fronte all'azienda, la vedi alle mie spalle, la zona che è andata distrutta dalle fiamme, questo incendio che è divampato probabilmente intorno alle 8, le prime chiamate ai vigili del fuoco sono arrivate verso le 21 e sono arrivati qua davvero tantissime squadre dei vigili del fuoco che hanno scongiurato che poi le fiamme potessero prendere anche l'altra parte dove ci sono gli uffici, la parte produttiva in realtà distrutta completamente è il magazzino dove c'erano anche dei mezzi. Noi siamo con il vicecomandante dei Vigili del Fuoco Massimo Fratti. Intanto buongiorno e grazie. Buongiorno a voi. Quanto è grande l'area coinvolta dalle fiamme? L'area coinvolta dalle fiamme che riguarda l'ambito magazzino è stimata sui 500 metri quadri. Questa è l'area che è stata direttamente coinvolta dall'incendio e pertanto è l'area in cui gli elementi strutturali hanno subito il maggior danno. Ecco, ci diceva ci sono delle travi addirittura curve, insomma, che non reggono più il peso originale, insomma, che dovrebbero reggere. Beh, assolutamente, questa è una considerazione ovviamente a vista anche sulla base dell'esperienza. Ad ogni modo sono travi prefabbricate, sono travi anche con armatura pretese, pertanto a seguito della sollecitazione termica indubbiamente hanno riportato un danno che è anche visibile per la freccia, per l'inflessione che mostrano, che manifestano, e sicuramente non sono più in grado di mantenere la loro capacità portante per cui erano state progettate. Ecco, l'attività ovviamente
potete capire, è sospesa in questo momento, tutta la zona è inagibile ed è pericolosa perché potrebbero crollare. Le vedete, ci sono i 2 portoni che sono a terra, ma vedete insomma anche una parte della parete che è caduta insomma a causa delle fiamme. Voi siete arrivati in pochissimi minuti, questo per fortuna, perché ha scongiurato poi il propagarsi delle fiamme. In quanti siete arrivati? Guardi, le chiamate sono arrivate, la prima chiamata intorno alle 20:58 mi sembra aver visto dalla sala operativa questa mattina, e siamo arrivati da subito, sono stati attivati i distaccamenti di Montebelluna, Conegliano, il distaccamento volontario di Asolo, squadra del distaccamento, squadre di Treviso e anche supporto da parte di squadre di Mestre. Quindi un totale di 24 persone nell'immediatezza, ulteriori persone sono state chiamate nella notte per presidiare i luoghi, per evitare che possibili braci o incendi covanti, nell'immediatezza non rilevabili, poi potessero dare luogo ad un'ulteriore propagazione dell'incendio. Ecco, l'attività di spegnimento si è conclusa, all'interno però ci sono gli uomini della Polizia Giudiziaria dei Vigili del Fuoco che stanno cercando di capire da cosa sia scaturito questo gravissimo incendio. Sono dentro un'attività, adesso inizia l'attività giudiziaria, insomma. Sì, esattamente, l'attività soccorso dalle ore 9 alle ore 12, quindi un'attività che è stata condotta abbastanza celermente, anche considerato il numero di risorse umane dedicate, con l'obiettivo di tutelare i beni e tutelare anche l'ambiente, cioè per abbattere la colonna di fumo che indubbiamente tutti nel paese avevano visto. E appunto per quello che riguarda l'attività di polizia giudiziaria è chiaro che è un'attività che deve essere condotta con calma. Da subito abbiamo per quanto possibile fotografato, ovvero congelato la situazione, anche per capire quali possono essere stati gli eventi che hanno condotto poi all'innesco dell'incendio. Ecco, all'interno c'erano 2 mezzi, 2 auto dell'azienda. Qualcuno si domanda, siamo ovviamente sul fronte delle ipotesi, essere da quello partito, dalle 2 auto che erano parcheggiate lì? È un'ipotesi che non può essere esclusa. Dal punto di vista probabilistico gli incendi di auto fanno statistiche e quindi anche la presenza di 2 autovetture all'interno del magazzino sono sicuramente un elemento da tenere in considerazione. Grazie davvero, grazie al vicecomandante. E ci sono stati qui tutta la sera anche gli uomini del SUMER 118, sono stati qua i tecnici dell'ARPAV, sono qua anche questa mattina, ci diceva il sindaco, stanno facendo rilievi un po' in tutto il territorio per capire se ci sono delle problematiche. Sembra di no, però il sindaco oggi ha chiesto alle scuole qui a Nervesa, ai bambini possono andare a scuola ma di non fare la ricreazione all'esterno, e poi insomma il consiglio per il momento è di tenere chiuse le finestre almeno fino a quando non si avranno i risultati che dovrebbero arrivare fra poco tempo, poche ore, per capire se ci possono essere delle problematiche. Sembra comunque che l'emergenza sia davvero rientrata dal punto di vista dell'inquinamento, mentre ovviamente lo potete capire, il titolare è disperato perché insomma un'azienda che sarà sospesa probabilmente non per poco tempo, una struttura che è tutta da rifare, oltre al fatto che dopo tutte le attività di polizia giudiziaria ci dovrà essere anche la bonifica dell'area. Nicola, qui da Nervesa è tutto, se non hai domande io ti restituisco la linea. Grazie a Daniela Sizia, grazie a Nicoletta Rizzetto, grazie anche al vicecomandante dei Vigili del Fuoco di Treviso. Continuiamo con la cronaca. Ieri la folla commossa che ha dato l'addio nella chiesa di Sarmeola di Rubano, siamo nel Padovano, al 22enne Giovanni Bortoletti, morto tragicamente domenica notte dopo essere finito con la sua moto contro un palo della luce. È il rintocco lento delle campane ad accogliere l'arrivo di Giovanni Bortoletti nel sagrato della chiesa di Sarmeola di Rubano. La bara di legno di frassino chiaro, le rose bianche, una arancione, è seguita a distanza dagli occhi di mamma e papà, sorretti dai fratelli di Giovanni e dall'intera famiglia. In chiesa lo attendono tutta la parrocchia di Bosco di Rubano dove viveva, gli scout, gli amici dei gruppi e poi i compagni di università.
Era con uno di loro, rimasto gravemente ferito domenica notte. Era in moto e stava per arrivare a casa Giovanni Bortoletti. Accanto a Don Davide Bedin, parroco di Rubano, una decina di sacerdoti. È Don Davide a raccontare lo sgomento vissuto domenica mattina, le lacrime, i momenti di intensa preghiera per Giovanni conclusi mercoledì sera con il rosario. Dopo aver letto il Vangelo di Giovanni, non sia turbato il vostro cuore, Don Davide spiega che parlerà di bellezza e speranza, come ha voluto la famiglia, come avrebbe voluto Giovanni. Dei due futuri, quello che aveva iniziato a vivere e quello che stava vivendo adesso. Dopo aver letto il Vangelo di Giovanni, non sia turbato il vostro cuore, Don Davide spiega che parlerà di bellezza e speranza, come ha voluto la famiglia, come avrebbe voluto Giovanni. Dei due futuri, quello che aveva iniziato a vivere e quello che sta vivendo adesso in cielo. Aveva un amore in costruzione Giovanni e in casa aveva fatto la prima prova da ingegnere civile. Resterà adesso nelle tante esperienze vissute insieme, nella gioia e nei doni. Il corpo di Giovanni Bortoletti riposerà in terra nel cimitero di Bosco. Ancora nel Padovano, momenti di paura questa mattina a Polverara, dove un toro è fuggito da una fattoria e ha cominciato a scorazzare per le strade del centro del paese, avvicinandosi ad abitazioni e negozi. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco che hanno sedato l'animale per poterlo riconsegnare al proprietario. La paura invece in altopiano è sempre quella dei lupi. La stagione dell'alpeggio deve ancora iniziare ufficialmente, eppure i lupi sono già scatenati nell'altopiano dei 7 comuni. Negli ultimi giorni i branchi attivi nel comprensorio sono tornati in azione, dedicandosi al bestiame custodito nelle zone abitate. È il caso di Samuele Alberti, giovanissimo allevatore di Foggia, che aveva appena comprato 2 pecore per rimpinguare il suo gregge. Gli animali erano custoditi in un recinto alto 2 metri, eppure i lupi sono riusciti a entrare, probabilmente scavando sotto la recinzione, per uccidere e divorare una delle 2 pecore. L'altra è stata messa al sicuro in un box, ma la notte successiva i selvatici sono tornati nell'allevamento, sono entrati nel box e hanno mangiato viva la povera pecorella. Fortunatamente il resto del gregge è già salito sulle melette per la stagione estiva, altrimenti il bilancio sarebbe stato molto più grave. Negli stessi giorni i lupi sono entrati anche nel cortile di un'azienda di Asiago, uccidendo una vacca che pascolava nelle vicinanze di un'abitazione. Ai proprietari non è rimasto che raccogliere i resti dell'animale e segnalare l'assalto alle autorità. Questa recrudescenza nell'attività di lupi preoccupa molto allevatori e malgari dell'altopiano, che temono di dover affrontare l'ennesima estate costellata di predazioni. Per quanto riguarda la riduzione dello status del lupo deciso dall'Europa, che ha abbassato la protezione della specie, pare che il percorso sarà piuttosto lungo e quindi i prossimi mesi potrebbero semplicemente ricalcare la litania di aggressioni, predazioni e uccisioni degli anni scorsi. Di nuovo nel Padovano una 65enne è stata scippata in strada da un gruppo di giovanissimi, è accaduto a Montegrotto. Accerchiata da 4 ragazzi e derubata della collana, una brutta avventura, quella capitata ad una 65enne mercoledì sera mentre stava passeggiando in via Veroniana a Montegrotto Terme. La donna stava raggiungendo degli amici in pizzeria quando una banda di giovanissimi, sembra nordafricani, l'ha avvicinata e le ha strappato la collanina d'oro. Le urla della 65enne hanno attirato in strada i residenti e i passanti, che hanno allertato i carabinieri e poi hanno provato a rincorrere i malviventi, che però si sono dileguati. I militari arrivati sul posto hanno identificato poco lontano un gruppo di nordafricani che stava occupando abusivamente un albergo dismesso, poco lontano dal luogo dello scippo. Dell'autore della collanina però nessuna traccia. E poi momenti di panico in un locale di Roncaglia, Ponte San Nicolò, siamo sempre nel Padovano, per una lite tra 2 clienti, uno di loro ha spruzzato dello spray urticante. Dalla lite per un parcheggio al panico provocato dallo spray al peperoncino sono stati attimi di tensione quelli vissuti 2 sere fa in un locale di via Marconi a Roncaglia. Protagonisti un minorenne che aveva parcheggiato la bicicletta proprio davanti all'ingresso della birreria e un automobilista che aveva chiesto al giovane di spostarla. Prima il diverbio dai toni molto accesi all'interno del locale, poi una volta all'esterno il minorenne ha estratto la bomboletta di spray urticante e l'ha spruzzata contro l'uomo, che invece ha reagito colpendolo in volto con un ceffone. Lo spray al peperoncino però si è propagato anche all'interno del locale, provocando fastidi ai clienti, tanto che è stato necessario l'intervento dei carabinieri. In un locale, ma di Udine, era avvenuta la tragedia della morte di Shinpei Tominaga, ucciso con un pugno, aggredito da un gruppo di giovani.
Ebbene, il processo sta andando avanti e ieri il GUP di Udine, Roberta Paviotti, ha rinviato al 10 giugno la lettura della sentenza per la morte di Shinpei Tominaga, mano pesante del PM che ha chiesto per i 3 giovani accusati di omicidio preterintenzionale in concorso aggravato 34 anni di carcere complessivi. 34 anni di reclusione per la morte di Shinpei Tominaga, questa è la pena complessiva chiesta dal pubblico ministero Laura Collini per i 3 giovani trevigiani accusati di omicidio preterintenzionale in concorso aggravato dai futili motivi e lesioni personali. Le richieste sono suddivise in 12 anni e 4 mesi per Samuele Battistella, 12 anni per Abdallah Jouma e 10 anni per Daniele Vedam. Il giudice per l'udienza preliminare Roberta Paviotti, dopo aver ascoltato le richieste dell'accusa e le arringhe degli avvocati di parte civile e della difesa, ha rinviato per la lettura della sentenza al 10 giugno. Il giudizio si svolge con il rito abbreviato che prevede lo sconto di 1/3 della pena in caso di condanna. L'udienza di oggi è durata 6 ore con una breve pausa all'ora di pranzo. In aula presente per la prima volta Daniele Vedam, difeso dall'avvocato Tino Maccarrone, accompagnato dai genitori. Vedam, oltre ai reati di omicidio preterintenzionale e lesioni, è accusato anche di minacce con l'uso di un coltello. È sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora a Conegliano Veneto, dove invece si trova Samuele Battistella, difeso da Stefano Arrigo, agli arresti domiciliari, mentre Abdallah Jouma è in carcere a Treviso, dopo aver violato 2 misure cautelari più lievi. Jouma ha seguito in collegamento video dal penitenziario la discussione nell'aula del GUP, dove c'era anche Giuseppe Venturini, l'amico di Shinpei Tominaga, che fu a sua volta aggredito dai 3 ragazzi nel buonissimo kebab di Via delle Pelliccerie, dove Battistella colpì Tominaga provocando la caduta e la successiva morte dopo qualche giorno di agonia in ospedale. L'avvocato Alberto Tedeschi tutela come parti civili moglie, fratello e figlio di Shinpei, oltre allo stesso Venturini. Nel suo intervento ha chiesto 800.000 euro di risarcimento danni. L'altra parte civile, l'ucraino Alexander Petrov, malmenato davanti all'osteria Teresina e al bed and breakfast Sarpi 21, dove i trevigiani alloggiavano, era rappresentata dall'avvocato Esther Soramel in sostituzione di Anna Caserta. E poi il 18enne aggredito violentemente martedì sera a Maser caccia gli aggressori, ha parlato con noi ieri al microfono di Christian Arboit, ha detto ho avuto paura davvero di morire. Subito dopo la pubblicità racconteremo questa vicenda. Ho visto sta macchina passare con 3-4 ragazzi, penso magrebini e balcani. Mi hanno chiesto cosa facevo qui da solo. Io gli ho risposto cavoli miei, insomma. Mi hanno tipo un po' insultato in lingua straniera. Ho detto avete problemi con me, si è un po' agitata l'atmosfera. Loro sono usciti dalla macchina. Io ho provato a scappare ma mi hanno subito accerchiato e preso e hanno tirato tipo fuori i tirapugni e il coltello per spaventarmi finché dopo ho provato a liberarmi a reagire ma finché non mi hanno iniziato a picchiare, a insultarmi. Sono sequenze violente quanto interminabili, quelle vissute da Kevin Stangerlin, 18 anni appena compiuti, vittima di un'aggressione senza senso. È la tarda serata di martedì e il ragazzo sta passeggiando come è solito fare da buon sportivo nella zona della chiesa di Maser. Una ferocia ingiustificata, attorno pare non esserci nessuno. Finché poi mi hanno buttato per terra tirandomi calci e pugni. Da lì poi sono scappati subito via. Ho provato ad alzarmi e riprendermi dopo 5 minuti prendendomi il telefono che si era spento per via di sappe e botte che aveva preso. Allora zoppicando dalla chiesa fino al bar di Costa e Marotta ho provato ad accendere il telefono e ho chiamato il 112 che dopo è arrivato insieme all'ambulanza. Dalla chiesa di Maser infatti Kevin percorre barcollante la strada fino a Coste, una distanza di circa 2 chilometri. A comprovarlo ci sarebbero anche le immagini delle telecamere pubbliche e private già acquisite dai carabinieri. Il ragazzo è ferito, stremato e scosso quando viene soccorso e portato in ospedale a Montebelluna. La prognosi è di 20 giorni. Kevin dice di non conoscere nessuno dei suoi aggressori. Mai visti in giro mai. E che idea ti sei fatto? Non lo so.
Hai paura adesso? No. Non hai paura, però ti hanno fatto male. Sì, tanto male, non mi è mai capitato sta roba, che mi prendono in 5, ho sperato anche di peggio, di rimanerci proprio secco. Hai pensato di morire a un certo punto? Sì. Ha temuto di morire Kevin, ragazzo coraggioso che poco più di un anno fa aveva preso le difese di una coetanea sul bus, importunata da un giovane di origini marocchine. In quel caso Kevin aveva rimediato un pugno, ma i fatti, dice, non sono collegati, non ci sarebbe nessuna vendetta. No, non l'ho visto martedì sera, ma non penso sia stato lui. Adesso mi sento bene fisicamente, a parte alcuni dolori. Però mentalmente un po' arrabbiato, ma anche triste che sia successo sta roba. Non me l'aspettavo. Tu tornerai a scuola, adesso la scuola sta finendo. Domani ritorno. Parlo con il vicepresidente che mi aveva chiesto di parlare con lui e fare la verifica di matematica. Il fatto è davvero inaccettabile, gravissimo. Qui a Maser siamo anche tutti sconvolti, perché Maser è un piccolo comune di poco più di 5.000 abitanti, un paese tranquillo, e quindi un fatto del genere ci ha veramente sconvolti. Conosciamo il ragazzo, perché tutti qui ci conosciamo, è di una famiglia normale, semplice, anche lui è un ragazzo normale, impegnato anche nello sport, che frequenta un istituto professionale, quindi ci si chiede come mai sia avvenuto questo. Anzi, io mi chiedo anche, siccome sappiamo che gli aggressori sono di nazionalità non italiana, a volte ci domandiamo: ma questa integrazione a che punto siamo? Noi la vogliamo, ma siamo sicuri che anche chi arriva qui da noi voglia realmente l'integrazione? È una situazione inquietante, anche la famiglia stessa ha paura. Dalla paura di Maser siamo rientrati in diretta a questa vicenda davvero sconvolgente che ha raccontato ieri il nostro Christian Arboit. Un'altra vicenda inquietante, ma a Vicenza, con una mamma aggredita all'uscita dal parco giochi di Campomarzo e un gruppo di stranieri che le hanno urlato delle minacce. Ecco il suo racconto. Ha ripetuto la stessa frase: ammazzo te e il bambino se non ve ne andate, per 3 volte. Ammazzo te e il tuo bambino. Una minaccia inquietante, quella lanciata a una mamma vicentina da uno straniero che si trovava in compagnia di altri immigrati a Campomarzo a Vicenza. Un'aggressione verbale che oggi viene raccontata dalla donna, che ci chiede di non riprenderla in faccia proprio per proteggere suo figlio. Tutto succede all'improvviso, all'uscita dal parco giochi all'ippodromo di Vicenza. Il bimbo è nel passeggino, la mamma si sta dirigendo verso Viale Roma e ha un cellulare in mano. Un fatto che viene equivocato da uno straniero di origine africana che staziona sulle panchine di Campomarzo con altri immigrati. Era convinto che io lo stessi riprendendo, ma io di fatto non lo stavo riprendendo, al che ha iniziato ad attaccarmi verbalmente, intimandomi di andare via, di spegnere il mio telefono, perché io lì col mio telefono non ci posso stare. Mi ha incalzato con parolacce, arrivando poi fino al punto di letteralmente minacciarmi di ammazzare me e il mio bambino piccolino nel passeggino. Insomma, c'è chi crede di potersi appropriare di zone pubbliche facendole diventare il proprio territorio, dove comandare e sopprimendo la libertà dei passanti di usare il proprio cellulare, tra l'altro in questo caso impugnato dalla mamma per uso privato. Una situazione che conferma quanto Campomarzo sia ancora una palude del degrado, dove molto resta da fare a livello di sicurezza. In questo caso, tra l'altro, l'aggressore non era da solo. Tutti i suoi compagni, che comunque erano tra circa 6 e 7 persone sempre di origini africane, lo hanno comunque supportato, lo supportavano, urlavano contro me e mio figlio nel passeggino, ripeto, perché è molto piccolo. Quindi io, spaventatissima, mi sono allontanata. Nel frattempo stavo chiamando il 112, sentivo loro da lontano che ripetevano: ma si chiama la polizia, tanto non ci fanno niente. Ringrazio le forze dell'ordine e i carabinieri perché sono arrivati immediatamente sul posto. Io ho individuato l'aggressore, che poi è stato portato via nella volante, e stamattina mi sono recata alla caserma dei carabinieri e ho sporto denuncia.
Oggi questa mamma con il suo bambino ha paura, ma non è l'unica. Sono tanti i cittadini che a Vicenza oggi non si sentono più sicuri. Ho paura, senza dubbio, ma non è solo Campomarzo, è tutta la zona del centro, quindi poi ci spostiamo a, non so, la zona del parcheggio Cattaneo, Giardini Salvi, Piazza Matteotti. Il centro è di fatto non è più vivibile per tutte quelle categorie che sono anche magari categorie deboli come donne, bambini, famiglie, anziani e via così. E poi la segnalazione dei cittadini sempre a Vicenza, il degrado in prossimità di una scuola materna, guardate. Un video girato col cellulare che ritrae una persona che in pieno giorno fa uso di stupefacenti a pochi passi dalla passerella pedonale tra Viale Giuriolo e Via Nazario Sauro, nelle vicinanze della scuola materna Fogazzaro. Filmato che documenta la scena, segnalazione che viene raccolta dalla dirigente di Fratelli d'Italia Giulia Gennaro, che torna a chiedere urgenti misure all'amministrazione a salvaguardia della sicurezza e del decoro per chi abita e gravita in zona. Giusto, insomma, questa settimana mi è stato girato l'ennesimo video di 2 tossici che stavano facendo uso di sostanze alle 9 di mattina nei pressi della scuola. Dopo 2 mesi dal nostro ultimo intervento, in cui, come potete vedere, sono state anche tagliate le siepi, nulla è cambiato, poiché comunque all'interno delle siepi ci sono ancora i resti di uso di sostanze, ci sono escrementi di queste persone che vengono qui e fanno un po' quello che gli pare. SOS dei residenti che si rinnova. Già qualche mese fa avevano segnalato episodi analoghi di persone intente a iniettarsi sostanze in pieno giorno con tanto di video, e in zona i bambini avevano trovato una siringa usata nel parco della scuola. Proprio nei pressi di questa zona davanti alla materna del Fogazzaro, in cui si trovava di tutto ormai, siringhe, cucchiaini, stagnole con i quali si fa questa gentaglia, e chiediamo che questo scempio possa finalmente finire una volta per tutte. Da Vicenza a Bassano, con il brutto episodio che abbiamo raccontato nei giorni scorsi nei pressi del Ponte Vecchio, dove alcuni balordi hanno creato scompiglio e paura tra i passanti, interviene anche l'assessore alla sicurezza. Dopo il servizio andato in onda nei nostri telegiornali, la polizia locale di Bassano sta indagando per identificare i giovani che qualche sera fa si sono resi protagonisti di un brutto episodio avvenuto nei pressi del Ponte Vecchio. Aggressioni verbali, provocazioni, offese, bestemmie anche davanti ai bambini a passeggio con i genitori. Un normale e apparentemente tranquillo lunedì sera trasformato dal gruppetto di balordi in una serata da dimenticare. Le indagini sono in corso anche con l'ausilio delle registrazioni delle tante telecamere presenti in zona, ma l'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo chiede ai testimoni di farsi avanti. Io chiederei all'interessato di farsi vivo e di non aver timore e di mettersi a disposizione per darci più strumenti possibili per arrivare a ulteriori riscontri, perché è chiaro che per noi sono tutti indizi preziosissimi per garantire quello che Bassano si aspetta, cioè massimo senso, massima percezione della sicurezza. Sul tema della movida rumorosa e violenta e di altri episodi movimentati accaduti sempre in centro storico, Campagnolo assicura servizi costanti di controllo. Stiamo continuando il centro storico, soprattutto nel periodo serale, a mantenere una presenza costante della polizia locale e non solo, per gestire quella che viene considerata movida, ma io considero anche una possibilità di mantenere viva Bassano, anche in adozione in prospettiva ormai molto prossima di questo patto civico, per mantenere Bassano in una situazione di tranquillità ma nello stesso tempo vitalità. Allora, ci richiede la linea da Nervesa della battaglia per l'incendio che ha devastato il colorificio nelle scorse ore, Daniela Sizia. Daniela, buongiorno, quali novità ci sono? Buongiorno Nicola, vi volevamo far vedere una cosa che ha davvero sconvolto tutti. Guardate, questo è il tappo di un fusto di vernici che ha prima toccato questa struttura, poi è finito lì. Noi ci troviamo a diversi metri dall'azienda, quindi è partito dall'interno dell'azienda che si trova dietro questo capannone qui, che adesso la Nicoletta vi farà vedere, ed è partito ed è volato come un proiettile da lì, arrivando fino a qua,
per poi cadere lì. Noi siamo andati dalla signora Anna Maria che ci stava spiegando che davvero pericoloso e signora Anna Maria, intanto buongiorno, tanta paura, ma soprattutto pericolosissimo, perché se lei usciva nel momento... Perché se uscivo può darsi che mi venisse in testa. Sì. Ha rischiato davvero tanto, signora? Comunque speriamo che non succeda più. Tanta paura ci diceva perché ha sentito tutte queste esplosioni, perché ovviamente si sono surriscaldati i fusti, hanno cominciato ad esplodere. E voi avete sentito questi boati? I boati, ma fino in centro io sentivo i boati, perché è venuta tanta gente a vedere che non lo so. E tanta paura perché poi lei ha visto questo fumo nero che arrivava. Il fumo nero che arrivava, inquinamento e tutto, dappertutto, ho detto. Quindi la signora ovviamente si è barricata in casa, ha chiuso ovviamente le finestre perché il fumo è arrivato fino qua e fra l'altro, come vi avevo fatto vedere, c'è il tappo del fusto che è partito come un proiettile, davvero come un proiettile, da in fondo, da di là di questo capannone è arrivato fino a qua, questo per farvi capire la violenza di questo incendio che ha distrutto tutto il magazzino. Come vi avevamo detto e ci spiegavano anche i vigili del fuoco, ci vorrà davvero tanto prima di far riprendere l'attività all'azienda, perché ci vuole tanto tempo prima per capire che cosa è accaduto, ma poi anche c'è la bonifica e poi una ristrutturazione completa, perché le travi stanno cedendo. Infatti ci dicevano che lì è davvero pericolante, non si può entrare, è stato chiuso, non si può più accedere a quella parte del magazzino. Signora, che cosa ha pensato quando ha visto tutto questo disastro? Perché poi molti dicevano avevano paura per le proprie aziende. Però qua prende fuoco dappertutto, se non arrivano i pompieri in fretta, qua prende fuoco dappertutto. E per fortuna che sono arrivati. Per fortuna che si arrivai, e tanti anche, non pochi. Comunque, finito bene. È finito bene. Perché... A lei è rimasto il coperchio del fusto? Il fusto. È tutto davvero, Nicola, ti abbiamo fatto vedere perché è davvero una testimonianza della signora che si è visto arrivare questo coperchio dall'alto fino a basso. Fortunatamente non c'era nessuno, perché sennò davvero poteva esserci anche una tragedia. Nicola, da qui da Nervese è tutto, ti cedo nuovamente la linea. Grazie a Daniela Sizia, grazie anche alla testimonianza della signora. Apriamo adesso la pagina della cronaca giudiziaria con, tornando a Padova, il caso terribile del neonato seviziato dal papà. Secondo i periti nominati dalla procura si è trattato di atti volontari, il 22enne però si difende e continua a respingere ogni accusa. Lesioni irreversibili su un neonato di pochissimi mesi di vita da imputare alle azioni messe in atto dal papà, anche se il giovane a 22 anni ha sempre respinto le accuse. Lo scrivono nero su bianco i periti incaricati dalla procura di Padova. Per questo a breve potrebbe arrivare il rinvio a giudizio per il giovane padre, arrestato al termine di un'indagine condotta dalla polizia e partita da una segnalazione arrivata dalla pediatria dell'azienda ospedaliera. Aveva solo pochi mesi il bambino, ricoverato nella città del Santo dopo un trasferimento dall'ospedale di Vicenza. Nonostante le cure, il neonato non migliorava, anzi peggiorava, soprattutto dopo le visite del papà. Da qui il sospetto che a causare le gravissime lesioni alla lingua del bambino fosse l'intervento del 22enne che, come documentano le immagini registrate dalle telecamere nella stanza d'ospedale, ha più volte messo le mani in bocca al figlio. Il giovane padre, residente a Camisano Vicentino, ha sempre ammesso di aver messo le mani in bocca al figlio, sostenendo però di averlo fatto per curarlo. E poi la morte di Chiara Iaconis a Napoli, con la procura minorile di Napoli che ha chiuso le indagini. La statuetta è stata gettata da un ragazzino di 13 anni non imputabile. In casa aveva il fratello di 14 anni. Il papà di Chiara, Gianfranco, dice: adesso aspettiamo la giustizia ordinaria. C'è una serie di valutazioni, di indizi che la procura minorile ha fatto, ma che non chiariscono appieno cosa sia successo, chi siano responsabili. Quello che come famiglia attendiamo è una chiara posizione della procura ordinaria, che ancora non ha completato l'iter giudiziario, questo che è preliminare all'eventuale rinvio a giudizio. È amara la voce di Gianfranco Iaconis. La procura dei minori di Napoli ha chiuso le indagini sulla morte della figlia Chiara, colpita e uccisa il 15 settembre scorso da una statuetta caduta da un balcone mentre si trovava nei quartieri spagnoli con il fidanzato.
A lanciare l'oggetto sarebbe stato un ragazzo di 13 anni non imputabile, mentre la posizione del fratello di 14 è stata archiviata. Un'indagine che è solo un primo punto con tante domande che per la famiglia devono avere delle risposte. Noi stiamo in previa attesa, come si dice, di ricevere finalmente una notizia da Napoli che siano chiuse le indagini, che ci sia, almeno per la procura, uno o dei responsabili. Speriamo che tutto si svolga al più presto, ma riconosce quanto me che i tempi della giustizia non sono certo brevi. Chiede giustizia il papà di Chiara Iaconis e non nasconde un sentimento di rabbia per quanto accaduto. Questo fa rabbia, no? Cioè, le fatalità accadono, ma se non è più una fatalità, ma è un atto evitabile, insomma, ci riempie un po' di amarezza. Le indagini vanno avanti, ci sono da chiarire le posizioni dei genitori dei due ragazzi. Il papà resta fiducioso, una famiglia che ha perso una figlia amatissima vuole solo giustizia. Fin dal primo giorno tutta la famiglia continua ad avere piena fiducia sia negli investigatori, nei PM, e sia nei nostri legali. Questo dunque il dolore e l'amarezza del papà di Chiara Iaconis, dalla morte tragica di Chiara Iaconis al delitto, al femminicidio di Margherita Ceschini, il delitto di Conegliano. Ieri nuova udienza in Corte d'Assise. Si è seduta nuovamente per testimoniare Dilesi Guzman, l'ultima compagna di Enzo Lorenzon, considerato il mandante del delitto di Margherita Ceschin, ex moglie, uccisa nella sua abitazione a Conegliano. Si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande riguardanti l'uomo e la sua relazione, ma ha dovuto parlare degli altri imputati. Risposte che secondo il pubblico ministero Permoniano non sarebbero state del tutto veritiere, per questo sarà indagata per falsa testimonianza. Al termine della lunga udienza l'avvocato Crea, che difende Joan Maria Guzman, che nel delitto era considerato l'intermediario della banda criminale, ha chiesto la scarcerazione. Non c'è nessun elemento che lo riconduca prima dell'omicidio ad alcuna condotta concorsuale con gli altri presunti concorrenti nel reato, anzi sono venuti in evidenza degli elementi istruttori di assoluta importanza, in particolar modo le chat che erano state acquisite dal sequestro dei telefoni di due dei coimputati, da cui non risulta mai citato il signor Guzman rispetto ad altri soggetti. Non solo, ma nemmeno durante la testimonianza di Joel Lorenzo, il grande accusatore, non sarebbe emerso mai il nome di Guzman. Il pubblico ministero nel prestare il suo parere favorevole ha anticipato quella che sarà per lui la richiesta conclusiva, che sarà quella di una riqualificazione da concorrente nel reato di omicidio premeditato a favoreggiatore, quindi imputandogli un favoreggiamento personale. Si attende ora la decisione della Corte d'Assise. All'inizio dell'udienza è stata presentata dagli avvocati Crea e Serpico un'eccezione. Una eccezione di nullità della contestazione che era stata fatta, suppletiva, che era stata fatta all'udienza scorsa, che riguardava la contestazione dell'aggravante della crudeltà. Ecco, quindi cosa comporterebbe questo se venisse accettato? L'accoglimento dell'eccezione comporterebbe che bisognerebbe rifare l'intero processo dall'inizio. La prossima udienza il 26 giugno. Dal processo per il delitto Ceschin all'inchiesta Palude, quindi il terremoto sull'amministrazione veneziana, l'udienza preliminare con il sindaco Brugnaro è fissata per l'11 dicembre, confermata invece per l'11 luglio quella con l'ex assessore Renato Boraso. È stata fissata l'11 dicembre l'udienza preliminare nell'inchiesta Palude, chiamata a decidere quali tra i 34 imputati, compreso il sindaco Brugnaro e il magnate cinese, dovranno essere o meno sottoposti a processo per l'accusa di concorso in corruzione che muove loro la Procura di Venezia. Resta confermata la data dell'11 luglio, quando la giudice per l'udienza preliminare Franceschetti invece dovrà decidere sui patteggiamenti per i 12 capi di corruzione per cui il legale dell'ex assessore Boraso, l'avvocato Umberto
Umberto Pauro, ha concordato con la procura una pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione e circa 300.000 euro da restituire. Sempre di 3 anni e 10 mesi di reclusione la pena concordata dagli avvocati Mandro e Sacco per l'imprenditore Daniele Bricchese e gli 8 anni e 9 mesi per l'imprenditore ormenese. C'è un'altra inchiesta che fa discutere, quella che riguarda i membri della nave umanitaria Mare Ionio. Processo ai soccorsi, non ci fermeranno, è la reazione di Luca Casarini alla notizia che il GUP di Ragusa ha rinviato a giudizio i 7 membri della nave, in questo caso la prima udienza fissata il 21 ottobre al Tribunale di Ragusa. A distanza di 5 anni veniamo rinviati a giudizio sulla base di un teorema, di una vera e propria montatura politico-giudiziaria. 7 membri dell'equipaggio della nave umanitaria Mare Ionio, tra questi Luca Casarini e Giuseppe Caccia, sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato dall'averne tratto profitto. Noi rispondiamo con un sorriso intanto a questo rinvio a giudizio. Ci sarà un processo finalmente che diventerà l'occasione di un dibattito pubblico. Saremo noi a chiamare come testimoni i ministri e le autorità che hanno deciso di lasciare alla deriva in mezzo al mare 27 esseri umani. La decisione è arrivata dal GUP del Tribunale di Ragusa, Eleonora Schininnà, in seguito a un'indagine avviata nel 2020 dopo il trasbordo di 27 migranti dalla nave cargo danese Etienne Maersk alla Mare Ionio. Al centro dell'accusa un versamento di 125.000 euro effettuato dalla compagnia danese alla società armatrice italiana Hydra Social Shipping, ritenuto dagli inquirenti un pagamento per il soccorso e quindi prova dell'aggravante economica. Tesi del tutto sbagliata, afferma Giuseppe Caccia. A distanza di qualche mese, la Maersk Tankers, compagnia armatoriale danese, effettuava una donazione trasparente, rendicontata, tracciabile, a favore delle attività di soccorso civile in mare di Mediterranea. Tra gli imputati, oltre al comandante Pietro Marrone, figurano esponenti di primo piano della missione umanitaria, tra cui Luca Casarini, fondatore di Mediterranea Saving Human, e il medico di bordo Agnese Colpani. Casarini ha respinto con fermezza le accuse, anzi Mediterranea raddoppia e continua la sua missione come nave di cura, solidarietà e dignità. Mediterranea raddoppia. Questa è la risposta a chi attraverso spionaggi, attraverso i servizi segreti, costruisce questi dossier, queste montature giudiziarie che poi si trasformano in processi, che si trasformano in diffamazione, che si trasformano in attacco a quello che facciamo, cioè il soccorso civile in mare. E che conferma la nostra volontà di andare avanti, di continuare a fare quello che è giusto e necessario fare, cioè salvare vite umane in mare. Restiamo in territorio veneziano per parlare del futuro del polo chimico di Porto Marghera. L'industria chimica italiana e con essa il polo strategico di Porto Marghera attraversa una fase decisiva. Il rilancio del settore passa necessariamente attraverso la modernizzazione degli impianti, puntando su innovazione e sostenibilità per aumentare la competitività e ridurre l'impatto ambientale. Si parla anche di una possibile riconversione dell'area in chiave logistica, aprendo nuovi scenari di sviluppo, e non mancano le tensioni. Le organizzazioni sindacali veneziane di CGIL, CISL e UIL hanno lanciato un duro attacco al piano industriale di Eni Versalis, definendolo una vera e propria resa industriale. L'area di Porto di Marghera non vede nessun rilancio, Eni la sta sostanzialmente abbandonando, l'indotto sta perdendo occupazione, dai 1000 circa che erano oggi siamo sotto i 300, questo sta determinando un'emergenza occupazionale e industriale in questo territorio. Eni è un grandissimo player internazionale e su Porto Marghera deve fare investimenti, non disinvestimenti. Il timore è quello di un effetto domino a livello nazionale. La chiusura degli impianti di cracking a Brindisi e Priolo potrebbe rappresentare il colpo finale per una filiera che dà lavoro direttamente e indirettamente a centinaia di migliaia di persone. Dopo la chiusura del cracking, le promesse che erano state fatte da Eni non sono state mantenute. Dei 750 milioni di euro di investimenti negli impianti che era stato previsto, se ne vede appena una timida ombra
alcuni impianti che immaginavano di costruire non verranno mai prodotti, ma mai messi in campo. Secondo i sindacati, la multinazionale avrebbe scelto di disimpegnarsi progressivamente dal settore, privilegiando logiche di profitto a breve termine e mettendo a rischio un intero ecosistema industriale. Le critiche si estendono anche al governo, accusato di non aver messo in campo una visione industriale capace di tutelare il settore chimico nazionale. Il problema è che questo territorio è convinto che tutto passi attraverso le grandi navi, tutto passi attraverso il turismo e i B&B di Venezia, ma questa è un'area che è nata, la sua vocazione è sempre stata di area industriale, che si sta perdendo. La politica adesso, ieri c'è stata l'apertura del Salone Nautico a Venezia, fra poco vedremo anche un servizio dedicato a questo. Tra gli ospiti importanti c'era anche il Presidente del Senato, La Russa, che dal palco del Salone Nautico ha in qualche modo aperto a sorpresa il terzo mandato di Zaia. Il futuro del Veneto è nelle mani dei veneti e quindi nelle mani anche di Zaia, o soprattutto di Zaia. Chi si aspettava il lancio di un candidato presidente di Fratelli d'Italia o quantomeno un'ipoteca politica su Palazzo Balbi è rimasto deluso. Da Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, e colonnello meloniano non solo sono uscite parole al miele nei confronti del presidente Luca Zaia, ma anche un riferimento abbastanza esplicito, seppure non espresso, al nodo giuridico del terzo mandato. Così il presidente del Senato si è espresso dal palco del Salone Nautico. Tra i migliori governatori delle regioni sicuramente Zaia, riconoscono tutti i partiti della coalizione e c'è un problema giuridico di capire come poter continuare ad avvalersi ai massimi livelli l'Italia di Zaia, e io credo che una soluzione bisognerà trovarla col suo accordo, con la sua volontà, e quindi Zaia sicuramente una risorsa non solo per il Veneto ma per l'Italia. Insomma, una soluzione si trova, fa intendere La Russa, a pochi giorni dalle aperture proprio sul terzo mandato di Francesco Lollobrigida e Giovanni Donzelli, altri meloniani di ferro e di prima fila. Tre indizi politici che fanno una prova, dice già qualcuno nel centrodestra. Lo stesso Zaia la scorsa settimana aveva fatto notare che ci sarebbero i tempi tecnici per una modifica legislativa prima delle elezioni d'autunno. Il nodo è cruciale e La Russa lo sa bene. Venezia è un bene dell'Italia, quindi sia qui sia in un altro posto chi è a Venezia sa che è nel cuore dell'Italia ed è il cuore dell'Italia. Vedremo se proseguirà questo percorso indicato da La Russa, che ovviamente fa discutere. Ma allora La Russa era, insieme a Zaia e al sindaco Brugnaro e tanti altri ospiti, al Salone Nautico che ha preso il via ieri a Venezia. Allora vediamo l'apertura del Salone Nautico con l'omaggio anche delle frecce tricolori. Oltre 270 espositori, 300 imbarcazioni di extra lusso. Oggi all'Arsenale prende il via la sesta edizione del Salone Nautico. A dare il via all'evento il fragoroso rombo nei cieli delle frecce tricolori. Una cerimonia impreziosita dall'esibizione degli incursori della Marina Militare che si sono lanciati dal cielo per poi ammarare con maestria nella darsena dell'Arsenale, suggellando lo storico legame tra Venezia e il mare, tra tradizione e futuro, proprio come ha sottolineato il sindaco Brugnaro, che lancia un appello. Noi abbiamo finanziato, abbiamo messo proprio i soldi già per finanziarlo sia per il 2026 che per il 2027, perché è sicuro che si fa. Dopo, adesso a fine Salone annunceremo già le date del prossimo e le aziende continuano a darci fiducia, sono contente eccetera, però bisogna che la politica, perché il prossimo anno i cittadini che votano controllino i programmi, per cui annuncio già, dico che tutti, spero destra e sinistra, mettono nel programma, continuiamo a finanziare il Salone. Ecco, la stessa cosa chiedo alla Regione, no, c'è la fiera cavalli, c'è la fiera del vino, c'è anche il Salone Nautico. Magari il prossimo candidato sarebbe bello che dicesse una cosa su questa roba qua, cioè che di finanziare, di dare una mano, perché è un'industria davvero diffusa di tutto il Veneto. Al taglio del nastro, oltre al sindaco, il governatore Zaia, il presidente Zoppas, l'ammiraglio ispettore capo della Marina Militare Italiana D'Attola. Bisogna investire, dopodiché noi dobbiamo investire su delle progettualità, dopodiché gli investitori verranno selezionati in base anche, diciamo, alla loro affidabilità, però è fondamentale che
che si investa. Venezia è sempre stata una città cosmopolita, la Repubblica Veneta è sempre stata cosmopolita, lo vediamo dai diversi fondachi che abbiamo, ma lo vediamo anche banalmente dalla nostra ristorazione che ha presente le spezie, ha presente una contaminazione che è totalmente mediterranea. A suggellare il significato strategico dell'evento per l'intero comparto nautico nazionale e internazionale, la presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa. È inutile stare a ricordare che siamo al 6° anno, sta progettando come renderla ancora più importante nei prossimi anni. È il futuro che parte da Venezia anche per il mare e per il Made in Italy. Complimenti. L'Arsenale, cuore antico della potenza navale veneziana, torna così a pulsare come centro dell'innovazione nautica. Organizzato da Vela SPA per conto del Comune, il Salone Nautico si conferma uno degli appuntamenti più importanti del panorama nautico europeo, capace di fondere eleganza, sostenibilità e innovazione. Con il supporto della Marina Militare animerà la città fino al 2 giugno. Sarà aperto dalle 10 alle 20 con un'apertura prolungata alle 22 sabato 31 maggio. Torniamo a Padova, torniamo a parlare di politica con la Lega che ha iniziato un percorso a Padova di controllo e di discussione sui centri islamici in città, ma non solo a Padova, anche in tutto il nord-est. Davanti al centro islamico, alla moschea di Padova, Valentina Vesentini insieme all'europarlamentare della Lega Anna Maria Cisinte. Buongiorno, buongiorno Valentina. Sì, buongiorno, noi siamo in via Turazza, alle nostre spalle il centro islamico, al centro anche in questi anni di difficile convivenza, rapporti di convivenza con i residenti che spesso, soprattutto in alcuni periodi della giornata e della notte, lamentano forti rumori. È un problema che si discute da molto tempo in città e oggi è tornata qui davanti, perché non è la prima volta che lo fa, l'europarlamentare Anna Maria Cisinte, per dire oggi che cosa? Che questo è un centro islamico che va chiuso. Sono anni che seguo queste famiglie disperate, hanno fatto di tutto, dal 2014 in poi hanno ragione. Oggi la giurisprudenza dice che se un luogo, un locale ha una destinazione d'uso diversa da quella di culto, non può essere destinata a centro di culto. Questa è una destinazione d'uso commerciale e soprattutto crea l'impossibilità alle persone di vivere. Ci sono storie che ti fanno veramente venire la pelle d'oca, ragazzi che erano bambini che non riuscivano a dormire di notte perché di notte c'era l'imam con l'altoparlante che pregava, numeri impossibili di persone che entrano, biciclette ovunque, minacce di morte, minacce alle persone che vivono qui, sono scappati in tanti. Io mi chiedo se l'Italia è un paese di diritto, deve far rispettare la legge. Oggi la legge non è rispettata, il sindaco non si è mai fatto vivo. Il sindaco di Padova, come ho fatto io a Monfalcone, deve prendersi la sua responsabilità, deve dire: per rispettare la legge quello non può essere più destinato a culto e di conseguenza chiuderlo. È una cosa che ormai anche la legge e la giurisprudenza sostengono con chiarezza. Come conciliare però il diritto di culto e di preghiera di queste persone? Ma allora innanzitutto il diritto di culto è soggettivo, lo dice la norma, lo dice la giurisprudenza, quando è collettivo deve soggiacere alla legge. Seconda questione, spiegavo che da sindaco mai un estetista, un carrozziere sono venuti da me a dire trovami un luogo dove lavorare, eppure il lavoro è tutelato dalla Costituzione come il diritto di culto. Allora bisogna fare una cosa abbastanza normale, cioè prendere le leggi, i piani regolatori e rispettarli, guardare dove ci sono le possibilità per poter aprire dei luoghi senza che ci siano situazioni drammatiche, perché qui si raggiunge la drammaticità e la tragedia. In questo modo aggiungo però che l'Italia oggi nella sua Costituzione dice che ci vuole un'intesa tra lo Stato e le religioni, solo quella islamica non ha l'intesa, e questo perché l'Islam non ritiene di poter rispettare il nostro ordinamento giuridico e quindi non ci sono delle regole, e questo non va bene, perché quello che accade all'interno delle moschee, e lo so anche per esperienza, non è sempre esattamente tutto positivo, e ci dobbiamo domandare da dove arrivano i finanziamenti numerosi
dal Qatar, dall'Arabia, a cosa sono destinati, ci dobbiamo domandare da dove arrivano gli imam, ci dobbiamo domandare dove studiano, ci dobbiamo chiedere cosa significa le azioni di sottomissione che all'interno delle moschee vengono raccontate. Ecco, allora senza regole io penso che abbiamo ancora troppo da dire anche su questo, quindi c'è un tema urbanistico ma anche c'è un tema di rispetto della legge e delle persone che oggi di fatto non accade. Grazie mille onorevole, la linea può tornare allo studio. Grazie anche a te Valentina Visentin. Restiamo però a Padova perché domani arriva il Pride. Anche quest'anno sarà Piazza De Gasperi il cuore della manifestazione del Padova Pride, un lungo pomeriggio di dibattito sui diritti civili e di festa che culminerà con il corteo. Dalle 14 sul palco gli interventi delle associazioni e dei politici, poi alle 16 la manifestazione attraverserà le strade del centro. Lo slogan di quest'anno è "Il Pride ridisegna la città", riprendendola dal tram che ridisegna la città, perché noi vogliamo davvero ridisegnare la città, vogliamo una città a misura di qualsiasi persona, vogliamo una città che sia accogliente, una città con degli spazi sociali, senza zone rosse, senza discriminazione, una città in cui chiunque abbia la possibilità di attraversarla. In prima fila sfileranno le mamme arcobaleno che proprio la scorsa settimana hanno ottenuto dalla Corte Costituzionale il riconoscimento dell'iscrizione all'anagrafe del doppio cognome anche della mamma intenzionale per i loro figli e le loro figlie. Le identità sono tantissime e meritano di trovare uno spazio pubblico che consenta di potersi esprimere. Dal 2018 le battaglie che ci caratterizzano sono aumentate in parte e in parte sono le stesse. Questo ci dice due cose. Da un lato che diventiamo sempre più persone consapevoli di noi stessi, dall'altro lato che la situazione non cambia, per cui c'è bisogno di scendere in piazza sempre di più e sempre più spesso. Allora adesso un'altra breve pausa pubblicitaria, ripartiamo da Vicenza e dall'ipotesi di un grande albergo in centro storico nella zona dell'ex tribunale, il dibattito. Era nell'aria, forse soltanto sensazioni, ma un hotel all'ex tribunale oggi non sorprende. La notizia che ci sia una proposta d'acquisto per realizzare un grande albergo in quella zona del centro storico di Vicenza viene ufficializzata nelle ultime ore, ma sono progetti articolati che richiedono investimenti importanti e non si improvvisa nulla. Di certo la frenata del centrosinistra, una volta vinte le elezioni sulla nuova Bertogliana, era un segnale che l'ex tribunale non sarebbe diventato una biblioteca all'avanguardia, nonostante si ricordino le reazioni entusiastiche di cittadini, commercianti e studenti. Il vantaggio per la mia scuola potrebbe essere l'avere una sede molto vicina al centro storico, quindi vicina proprio alla sede della nostra scuola, del nostro liceo, e la possibilità comunque di interfacciarci con altre realtà come quella universitaria e quella degli altri licei come il liceo Lioi e il liceo Quadri. C'è necessità non solo di ampliamento ma anche di rivitalizzare quella zona. Il tribunale è un'area non depressa ma veramente abbandonata a se stessa. Io penso che il progetto di portare la Bertogliana lì sarebbe mica una brutta idea, insomma, anzi approvo. Ma senz'altro un'ottima idea, senz'altro. Sarei positivo perché tutto sommato prima c'è un riutilizzo del tribunale, che è della Vecchio, che è un edificio importante in centro di Vicenza, in più dal mio punto di vista sarebbe anche una cosa fattibile. C'era una volta il progetto della biblioteca bertogliana all'ex tribunale. L'idea di uno spazio pubblico e non privato per rigenerare Santa Corona era entrata in crisi con l'insediamento del centro-sinistra al governo di Vicenza. La nuova giunta aveva stralciato i 10 milioni di euro posti dal centrodestra sul bilancio previsionale dal 2023 al 2025. In realtà ne mancavano ancora 20 per realizzare la nuova biblioteca all'ex tribunale, che invece, proprio con 20 milioni, verrà fatta all'ex scuola Giuriolo. Il progetto di un grande albergo a Santa Corona è un'operazione che piace all'amministrazione di centrosinistra, legittimo, ma ripetiamo,
era nell'aria. Negli ultimi mesi ogni tanto a Vicenza tornava di moda parlare dell'esigenza di un albergo in centro storico, un tema ricorrente. Se ne parlava anche all'epoca di un altro sindaco di centrosinistra, Achille Variati, pure in quel caso ipotizzando la vendita di un palazzo pubblico, in quel caso il Palazzo Uffici di Piazza Biade. Adesso l'operazione pare vicina a realizzarsi. Un hotel a Santa Corona. Era nell'aria, forse soltanto sensazioni. Fa specie pensare che un giovane sindaco sacrifichi una biblioteca moderna, come avevamo pensato noi, con un investimento di €500.000 per la progettazione, arrivi la cestina in maniera definitiva per fare spazio da un'operazione pubblica a un'operazione privata. Questo perché poi sul tema della cultura il centro-sinistra spesso si riempie la bocca del fatto che loro sono espressione del mondo culturale, quindi sacrifica la cultura in maniera definitiva per dare spazio a un'attività commerciale, ricettivizia, di cui Vicenza probabilmente non ha nemmeno bisogno. Quindi questo lascia pensare, lascia perplessi, ma lascia ancora più perplesso il fatto che i soldi che non potevano trovarsi per la biblioteca Bertoliana si trovano in realtà per la biblioteca Giuriolo in via Contrariale. Quindi questa è la dimostrazione che questo era un disegno già stabilito dal sindaco Possamai, probabilmente prima ancora di diventare sindaco, lo fa e decide di partire con questa operazione, sacrifica un progetto da €500.000 già spesi di soldi pubblici dei cittadini che si erano resi entusiasti di questa progettazione per dare una vitalità a un quartiere spento, perché un albergo, ricordiamolo, non porterà una vitalità culturale come poteva essere una biblioteca. Siamo rientrati dunque con il tema della Biblioteca Bertoliana, di questo ipotesi nuovo hotel in centro a Vicenza e il dibattito che si è scatenato. Si apre anche un altro dibattito che riguarda la memoria storica. L'abbiamo raccontato qualche giorno fa, l'emozione per la riapertura del sacrario dell'Aiten ad Asiago. Anche Bassano adesso si attende la sistemazione del Tempio ossario. Mirko Cavallin. Mercoledì è stato riaperto al pubblico il sacrario dell'Aiten ad Asiago. Qui riposano circa 60.000 caduti della Grande Guerra, di cui più di metà italiani, in maggioranza ignoti. I lavori di sistemazione hanno restituito ai visitatori l'opportunità di rendere omaggio ai soldati, spesso giovani ragazzi, che hanno dato la vita nel terribile conflitto mondiale di oltre un secolo fa. Altri 5.405 caduti riposano in pianura nel Tempio ossario di Bassano, che attende una sistemazione e una valorizzazione degna. Come ben sapete, noi come comitato ci stiamo adoperando da anni per riuscire ad avere dei collegamenti, ma soprattutto dei contributi da parte di chi ce li può dare per la ristrutturazione del nostro Tempio ossario. Asiago ci è riuscito in parte, è riuscito ad ottenere appunto i soldi per la ristrutturazione del suo sacrario. Noi stiamo attendendo delle risposte, stiamo lavorando. Ci troviamo ogni 15 giorni appunto per capire se ci sono altre opportunità. Mi auguro che anche i nostri rappresentanti istituzionali del territorio, soprattutto bassanese, ci diano una mano come hanno fatto per Asiago, lo facciano anche per Bassano del Grappa. E restiamo a Bassano. Dopo la fuga di notizie sul piano Mar e su Villa Serena, arriva in municipio l'ultimatum del sindaco Nicola Finco. Villa Serena saldamente in mano all'ISAC, con un rilancio della struttura in grado di rispondere alle esigenze della città per il prossimo mezzo secolo o giù di lì. E un piano Mar virato decisamente sul residenziale, con qualche concessione al commerciale. 2 punti fissi, 2 paletti che sarebbero stati posti dal sindaco di Bassano Nicola Finco per mettere ordine una volta per tutte nel pasticcio del piano Mar e delle case di riposo cittadine, che da un paio d'anni a questa parte sembravano doversi fondere in un'unica prospettiva legata all'ingresso di privati nel settore dell'assistenza agli anziani. Dopo i servizi di Rete Veneta che hanno messo a nudo l'esistenza di 2 correnti di pensiero sulla gestione della situazione, pare che il primo cittadino abbia fatto la voce grossa, ricordando ai suoi qual è la sua visione politica, strategica e personale di questo particolare settore della vita bassanese. Un settore che vede sulla linea del traguardo un percorso iniziato decenni fa e trasformato in un pantano da ricorsi e sentenze, ma che allo stesso tempo vede la possibilità di rilanciare Villa Serena, anche se la faccenda appare complicata, costosa e pure piuttosto lunga. Ma di tempo ce n'è, soprattutto se l'amministrazione di Finco affiderà all'ISAC la struttura per mezzo secolo o magari per qualche annetto in più.
Questo passaggio permetterebbe all'ISAC di spalmare l'investimento di sistemazione dei posti letto su un periodo di media e lunga gittata, rispondendo a quella che sarà un'esigenza indifferibile per la città del futuro. Tutto ciò filtra dai ben informati delle faccende che prendono vita dietro quella finestra che dal palazzo dà su Piazza Libertà, ma le bocche restano tutte ben cucite. Di certo c'è solo che il Comune ha chiesto all'ISAC e al privato coinvolto nel percorso del Piano Mar di presentare delle proposte chiare, fattibili e pure rapide. Insomma, pare proprio che il 2025 porterà grandi e forse clamorose novità su due masegni che appesantiscono Bassano da troppo tempo ormai. E intanto alleggeriamoci parlando dell'estate ormai alle porte, il clou della stagione turistica per tutte le città d'arte come Bassano. Allora ecco come si sta preparando Bassano del Grappa a livello anche di iniziative del commercio in centro. Ancora Mirko Cavallin. Buongiorno da Bassano del Grappa, siamo in discesa a gamba, uno dei punti più frequentati dai turisti. Con me c'è Alberto Borriero che è il presidente dei commercianti del centro storico. Alberto, sta arrivando l'estate, già turisti ce ne sono stati tanti in questo periodo, come vi state preparando? Beh, sicuramente abbiamo fatto un ottimo aprile perché con Pasqua e i vari ponti fino al 1° maggio hanno portato un sacco di persone a visitare non solo il centro storico ma tutta la zona del Bassanese. Adesso siamo partiti con un buon maggio che ha comunque offerto delle temperature abbastanza gradevoli, leggermente sotto la media, ma adesso il caldo sta arrivando e con il caldo anche i turisti. I turisti e anche in genere i visitatori hanno bisogno anche di servizi e il primo forse di cui hanno bisogno è il parcheggio. Dove si mette l'auto? Allora, il turista normalmente, se ha l'obiettivo di raggiungere il centro storico, il parcheggio lo trova, che sia a pagamento, che sia lontano, trova il modo per parcheggiare perché sicuramente dopo aver fatto tutta la strada non torna indietro e anche il peso della sosta non è rilevante. Viceversa, ovviamente un maggior numero di persone che arrivano a visitare il centro storico va comunque a limitare quei parcheggi disponibili per chi lavora, per i locali e anche per i residenti. Quindi il nodo dei parcheggi, della scarsità di stalli, effettivamente in questi periodi dell'anno si fa sentire. C'è un altro tema un po' più delicato che riguarda la vivibilità del centro, specialmente di sera, di notte. Qui siamo in una delle zone di cui abbiamo dato conto per episodi di degrado, di gente che disturba appunto in piena notte. Bassano è comunque un centro vissuto, abitato con tanti residenti. Voi come commercianti esercenti come vi ponete di fronte a questo fenomeno che potrebbe potenzialmente allontanare i visitatori? Allora, fortunatamente Bassano è ancora un'isola felice. Se vogliamo fare un parallelo con Vicenza, che è il nostro centro più vicino, con tutti gli episodi di microcriminalità, diciamo che qui si sta ancora molto bene. Gli elementi, le varie situazioni di disagio vengono comunque prontamente arginate sia dai gestori di locali e anche dal pronto intervento delle forze dell'ordine. Quindi se stiamo parlando di episodi sono veramente isolati con dei individui che magari hanno alzato un po' il gomito ma che sicuramente poi vengono allontanati. C'è anche un tema diciamo più culturale, sta aprendo una mostra, un'altra appunto con le opere di Pompeo Pianezzola, ma anche queste iniziative culturali insomma rendono viva la città. Sicuramente abbiamo la mostra in parallelo con un altro grande evento che sta iniziando, che è la programmazione di Opera Estate, che comincerà fra un mese in concomitanza con i mercoledì bassanesi di Bassano da scoprire sotto le stelle, che comunque anche quest'anno è un appuntamento confermato. Quindi sicuramente un periodo pieno di attrazioni non solo per il centro storico ma anche per tutto il territorio bassanese. E allora con queste prospettive, con questo segno positivo ci prepariamo all'estate bassanese. Grazie ad Alberto Borriero, Renzo Rigon alla parte tecnica. Da Bassano è tutto, a voi la linea. Grazie Mirko Cavallin. A proposito di estate, comincerà, ma ci spostiamo a Treviso, con un concerto dedicato alla Maddalena, alla rassegna Musei d'Estate 2025, un concerto quest'anno dedicato, la rassegna dedicata alla memoria di Giancarlo Gentilini.
Musica per tutti i gusti, dalla classica a quella da camera al jazz fino ad arrivare allo swing. Treviso si prepara ad accogliere la 22esima edizione di Musei d'Estate, quest'anno dedicata alla memoria di Giancarlo Gentilini, che anni fa chiamò il direttore artistico Federico Pupo dicendo che voleva dare vita a una rassegna che portasse la musica in città anche d'estate. Incontri musicali all'Auditorio di Santa Caterina, quindi musica nei musei a cura di Asolo Musica, che da 20 anni organizza questa rassegna. Dal 12 giugno al 7 agosto il programma di concerti nella sede museale di Piazzetta Botter vede quest'anno una novità, la dedica di ogni concerto a un'associazione di volontariato del territorio. Abbiamo voluto approfittare di questa opportunità per dare visibilità alle tante associazioni del volontariato, che è un valore di una nostra comunità, perché si presentino e facciano sapere di esistere, perché hanno bisogno non del denaro prima di tutto, ma hanno bisogno di far sapere di esistere, hanno bisogno di volontariato, di tempo, di professioni, di professionalità, e quindi questo per noi è un grande onore poterlo fare. Primo appuntamento il 12 giugno con una serata musicale dedicata alla Maddalena. Viene fatto un concerto appositamente sulla tematica della mostra che c'è attualmente a Santa Caterina sulla Maddalena. I visitatori avranno la possibilità di poter visitare la mostra fino alle ore 20:30, cioè un prolungamento di 2 ore per coloro che andranno poi ad ascoltare il concerto. Adesso, prima di continuare con la cronaca, vi do un aggiornamento di una notizia di poco fa da Asiago, con un aereo da turismo che si è schiantato al suolo in fase di atterraggio all'aeroporto, nella vicinanza dell'aeroporto di Asiago. Piccolo aereo da turismo, sul posto il SUEM 118, un elicottero di Treviso Emergenza, che sta trasportando i 2 feriti in condizioni gravi all'ospedale di Vicenza. Vedremo maggiori informazioni nelle prossime edizioni. Comunque un piccolo aereo da turismo che si è schiantato in fase di atterraggio vicino all'aeroporto di Asiago. 40 anni fa, 29 maggio 1985, la finale di Coppa dei Campioni, Juventus contro Liverpool. Il risultato passò in secondo piano di fronte alla morte di 39 tifosi, la strage della Isella, tra di loro anche 2 bassanesi, mentre un terzo si salvò per miracolo. Ecco la sua storia. Sembrava la zona più sicura. Appena entrati ho visto un po' la maretta degli inglesi. Andiamo là che il posto più era uguale, era uguale perché era uguale. Siamo salvati, è stato un miracolo, non so che perché. Sta tutta qui, in queste poche parole, la spaventosa semplicità della tragedia delle Iselle. 40 anni fa il mondo scopriva che si può morire allo stadio aspettando il fischio d'inizio della finale di Coppa dei Campioni. A scegliere chi è morto e chi è sopravvissuto è stato il fato o il caso, e mentre il signor Danilo Tassotti di Bassano si è salvato, i suoi concittadini Mario Ronchi e Amedeo Spolaore non sono mai tornati da quello stadio maledetto. Ero nella zona, proprio anche nella zona dove ero dietro, davanti avevo 57 persone per terra. Io, purtroppo sono passato sopra, anche so se erano vivi o morti, però purtroppo a un certo punto devi salvarti. Tassotti era all'Eisel con un amico che gli ha salvato letteralmente la vita. E siamo salvati anche perché lui mi ha tenuto proprio con forza, perché se cadevo ero morto. Quel che ha visto Danilo Tassotti in quello stadio è stato talmente forte che per più di una settimana non è riuscito a chiudere occhio. Sono cose che faccio fatica anche a parlare adesso, dopo 40 anni, ma non ho dormito per 10 giorni, non ho più dormito alla notte, mi sono sempre stato. L'esperienza ha segnato in modo indelebile il signor Tassotti, che da quel giorno non ha mai più messo piede in uno stadio. Io non ho più visto una partita da 40 anni fa, solo qualche mezzo tempo per televisione, ma al stadio non sono più andato. Tutto questo e molto altro ancora entra nelle celebrazioni organizzate dal Comune di Bassano perché l'Eisel non venga dimenticato, con una mostra fotografica nella loggetta che coinvolgerà le scuole e un evento con i calciatori che erano in campo quella sera.
Impossibile dimenticare quel terribile evento. Restiamo però in tema di sport e storia perché parliamo dei 100 anni del Carmenta Calcio, i rossoblù di Carmignano di Brenta. Ci congratuliamo con il Carmenta Calcio per questo traguardo storico e ambizioso, quello di 100 anni, che rappresenta una storia fatta di persone, di presidenti, di dirigenti, di allenatori, di appassionati dei colori rossoblù che hanno dato un contributo straordinario alla crescita e allo sviluppo sportivo dell'Associazione Carmenta Calcio. 100 anni di storia per l'ASD Carmenta Calcio, realtà sportiva che racconta il territorio di Carmignano di Brenta. Una grande festa all'Auditorium Comunale per i primi 100 anni dei rossoblù, una serata in cui è stato presentato anche il volume che ripercorre la storia del Carmenta Calcio attraverso le testimonianze di presidenti, ex giocatori e dirigenti che si sono avvicendati in questi 100 anni. La squadra vide il suo debutto nel 1925, quando alcuni impiegati della cartiera disputarono le prime partite in un terreno vicino allo stabilimento. La prima maglia fu bianco-celeste per passare poi, durante il ventennio fascista, ad una divisa completamente nera. Solo nel 1949 furono adottati i colori rosso-blu che continuano ad essere indossati anche oggi. E per il futuro sono in arrivo importanti novità. Noi come amministrazione comunale ci siamo, diamo un contributo economico importante annuale per sostenere le attività del Carmenta Calcio, in particolare quelle del settore giovanile, e stiamo investendo nella progettazione del nuovo stadio del Carmenta Calcio che andrà a riqualificare l'esistente e darà spazi all'avanguardia proprio per fare sport e calcio all'interno della nostra comunità. Ancora lo sport perché al via il primo torneo Città di Treviso, siamo tornati nel capoluogo della Marca con 400 bambini attesi per sfidare squadre come la Reyer Venezia e l'Udinese, parliamo di calcio e di basket. È un torneo di tutti e che peraltro vede coinvolti 400 bambini sotto gli 11 anni. Ci saranno 3 società di basket del territorio e 3 società di calcio del territorio con degli ospiti importanti che sono l'Udinese per il calcio e la Reyer Venezia per il basket. Chiamati a giocare insieme i bambini dai 6 ai 10 anni di Treviso, Indomita, Condori, Udinese, TVB, Benetton Basket, Esperia e Reyer Venezia. Tante squadre, un unico obiettivo, quello di divertirsi. 2 tornei distinti, il 31 maggio al San Bartolomeo i piccoli calciatori passeranno un pomeriggio a sfidarsi tra squadre del territorio. Quando abbiamo comunicato ai bambini che avrebbero fatto un torneo in casa, sono stati assolutamente entusiasti e non vedono l'ora di affrontare questo pomeriggio a San Bartolomeo da padroni di casa. Il 21 giugno tocca al basket in Ghirada. Portare alla Ghirada tutti questi bambini in un periodo in cui l'attività del settore giovanile è terminata e fargli condividere questo tipo di torneo anche con tutte le realtà cestistiche di Treviso e con la Reyer Venezia è un'idea molto bella. L'idea è quella di aprire le porte sempre della Ghirada nel segno dello sport e dei suoi valori e soprattutto ai bambini. Società molto diverse, società per esempio di basket che hanno la prima squadra in Serie A, società di calcio che ambiscono ad andare tra i professionisti, società di basket e di calcio che invece hanno solo il settore dei bambini, quindi quello non professionistico, e quindi tutti assieme per sfidare appunto la Reyer e l'Udinese e cercheremo, anche i nostri bambini cercheranno di dare il meglio. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.